Salve ragazzi, benvenuto a Piero Sacci di Piero Socci. Scusa, Benvenuto all'edicola di Piero Gatto e Salvo Sorci. Dai. Ah, Piero Gatti? Piero Gatto e Salvo Sorci, dai. Benvenuti all'edicola di Piero Gatto e Salvo Sorci. Senti, ha fatto una camerata per me. Ah, ma dai, che ci può? Benvenuti, dai. Piero Gatti e Salvo Sorci. Salvo Sorci. Dai. Di nuovo, aspetta. Sì, vabbè, ciao. Bentrovati amici dell'edicola di Mister Piero Gatto e Salvo Sorci. Bentrovati, grandi ascolti, vi ringraziamo sempre per l'eccessivo numero di seguaci. Siete troppi. Non si può neanche, non riuscivo manco più a vedere il video perché streaming. a casa dice mia moglie, ma non a me tutti questi cristiani. E intanto... Prima o poi vi inviteremo tutti a mangiare fuori, quindi saremo costretti, anche perché siete una nave, riempiremo diciamo un traghetto con tutte queste persone. Vi diamo il benvenuto oggi, questa puntata scoppiettante come sempre, perché noi non ci possiamo fare mancare niente. Siamo qua da Ink Toner, in corso Finocchiara Apirila, e sono i professionisti per la stampa, quindi adesso tipo 3 gol stampati, prego. Posso dirla una? Allora, da mestierante? È il mio mestiere. Allora, cercavo questo inchiostro per la stampante che io ho da 2 anni, me l'hanno fatto, no, c'è, mi sagnone, sono venuto qua e io ho detto, vabbè, non c'è. C'è tutto. Sono esperti in rigenerazione di cartucce con testina e carte speciali con consegne addirittura a domicilio, quindi neanche c'è bisogno di muoversi da casa. E si può richiedere un preventivo alla mail che è palermo@inktoner.it, adesso spunterà in sovraimpressione, così, e visitate il sito www.inktoner.it. Il numero di telefono ve lo do, tanto perché magari gli scoccia fare, quindi preferisce il rapporto diretto. E il telefono, il fax è 091 32 62 41. Quindi ragazzi, per qualsiasi problema poi sapete, ci ritorniamo di nuovo. Ritorneremo di nuovo così a farvi vedere tutto il negozio. Si parlava di stampa e allora praticamente cosa c'è? È stampata in testa alla classifica il nome del Marsala. Facciamo un excursus per generale di quello che è andato questa giornata. Il Marsala ormai è, insomma, diciamo che intanto complimenti, perché tipo c'è stata la grande vittoria in Coppa, di cui noi siamo stati grande vittoria. Onestamente a Vinci l'avevamo già preannunciato nelle occasioni passate. Io vorrei fare allora, quindi parliamo del Marsala, d'accordo, però dobbiamo ritornarci un po' più in là nel Marsala. Ma è tanto per fare i complimenti. Il complimentone, perché questa Coppa Italia già l'anno scorso era rimasta qua, quindi questa volta non c'è stato problema. In tutto questo, un grazie speciale, se permettimi Piero, a Rossella Accardo, di cui abbiamo fatto questo special dell'edicola, l'abbiamo incontrato la settimana scorsa e caso vuole che mi viene da ridere a dirlo perché è veramente impressionante, che il giorno successivo, la sera successiva, il pentito Galatolo, forse smosso non so da che cosa, però giusto abbiamo avuto un tempismo strano. Qualche squadra d'eccellenza probabilmente sai qualche trascorso nel calcio, diciamo, è stato diciamo così di buon auspicio, perché poi ha dichiarato, diciamo, c'è stata la dichiarazione ufficiale in cui si sono presi la responsabilità della scomparsa del marito e del figlio, quindi il caso Majorana, quindi cui noi abbiamo portato avanti nella scorsa settimana, e almeno quantomeno Rossella Accardo sa che fine hanno fatto i suoi cari, e un saluto è per lei perché noi le vogliamo bene e quindi la ringraziamo, e questo grazie è anche per te. Anticipo di questa giornata di campionato, Piero. Più che anticipo, un riposo, perché nel girone B c'è una squadra che riposa, nel girone A c'è una squadra che riposa, perché quando incontri il progetto vai a riposare. Però io c'ho una cosa, e quindi stiamo parlando di cosa? Di Monreale Parma. Manco diciamo un risultato, perché veramente K8? 0-7. 0-7, cioè non c'è più. Però il Monreale ha pareggiato, perché vedi, dobbiamo dire le cose pure belle, perché dice aspetta, dato che io con gli allievi regionali vinco 7, che ha vinto 7-1, 7-7, però gli allievi regionali, comunque la Palma, la squadra è la stessa, la Palma Monvalè prima
Nella Juniores. Campionato Juniores è primo. No, quindi la squadra guidata da Cerro, che ormai lo diciamo perché l'abbiamo visto poco fa, quindi ci è venuto in mente, io sono primo con la squadra, quindi prima la Parma. Per il resto... aveva detto di non dirlo. non lo dicevo, allora finire se me lo dico, scusa. Quindi la Parma è prima in classifica nella Juniores. Poi per il resto tutto a posto, tutto bene. Andiamo avanti. Ci vediamo la prossima volta. Noi entriamo col tesserino. Ci vediamo sabato. Abbiamo l'abbonamento. Abbonati. Piero, ma te la posso dire una cosa? Questo Serra di Falco non molla. Non molla niente. E grandissimi complimenti all'artefice, che ragazzi, io neanche non me l'aspettavo, però grandissimi complimenti a Toto Caraman, che veramente sta... Caraman, ci vediamo sabato, però vieni qua, perché noi non possiamo andare più dall'Ardete, magari ci vediamo fuori, ci telefoniamo, perché sabato Caraman è qua. È ospite della Parmonval. Caraman, che con tutto il rispetto, cioè al di là di qualsiasi polemica, parola, comunque sia stato d'animo negativo della piazza, e comunque sia vedeva questa retrocessione diretta ormai se la sta giocando. È un grande onore questo, certo. Che devo avere, soprattutto una squadra che veramente ha rifatto e reimpastato nel mercato invernale, imbottita di giovani fino alla fine. L'impresa è improba, però che cosa c'è? I miracoli stanno qui. Cioè, dai, vince 2-0 col Dattilo, che era una squadra che era ben più accreditata, cioè, è quasi un miracolo. Anche la fortuna aiuta anche gli audaci, perché diciamo che è stato anche il Dattilo, comunque ha fatto la sua partita, ha tentato di vincere la sua partita, però ci sono delle partite che alle volte, sai, nascono in una certa maniera e non le riprendi più, quindi comunque dobbiamo anche dire che il Dattilo ha perso una grossissima occasione, perché rischia di farsi risucchiare la retrocessione diretta. Ricordiamo che a questo punto c'è il Serra di Falco a quota 15 e il Dattilo a 20. Il Dattilo a 20, anche che io ti ripeto, io non conto il San Giovanni Gemini e il Ribera, non la conto, il Paceco sta andando alla grande, quindi stiamo attenti agli amici del cannolo per entrare. Ragazzi, qualche cannolo in più forse, perché pure ci ha fatto mancare di cannolo ultimamente Mazzara. Io spero di no, però onestamente mi ha lasciato sorpreso. Veramente è stato il risultato proprio un 1 che non si aspettava nessuno. Non si aspettava nessuno, e soprattutto dopo che comunque il Dattilo neanche fino all'ora di gioco non ha demeritato, e che poi dopo che hanno incassato sto gol, sono andati quasi in bambola, incredibile. Ma anche perché comunque non è che il Serra di Falco, per carità, ce l'ha messo statuto, però magari non lasciava nulla, lasciava giocare, infatti agli avanti, quindi Parisi bloccato ottimamente, infatti, e comunque Serra di Falco è un campo difficile, perché gioca a Caltanissetta, sappiamo che il campo è un campo di quelli tosti, quindi non è facile, nonostante la posizione di classifica dice tutto il contrario, però non è una squadra materasso. Esatto, è vero. Il Mazzara impatta 2-2 al Comunale di Casteltermini, forse l'ultima. Non era facile. Forse l'ultima al Comunale di Casteltermini, il campo, che si sa? No, ancora siamo in alto mare, si parla, si dice, però il campo è in alto mare, proprio una cosa meravigliosa. Ma ci sono novità in casa Campofranco. Certo, le novità sono che intanto, come qualcuno aveva preannunciato, lo sapevamo. Noi lo sapevamo. La scorsa settimana. Lo sapevamo, non lo dovevamo dire, e lui è scappato. Restivo è il nuovo allenatore del vecchio allenatore del Campofranco, quindi però dobbiamo salutare del giudice. Dai. Ciao Nico del giudice. Il giudice è andato via, ha lasciato la squadra al secondo posto, lui lo può dire, io ho lasciato la squadra, no, quindi per noi lui si è fatto il suo campionato. Quindi, al di là di ogni polemica con la società, in cui noi non vogliamo entrare, perché neanche ci interessa, un sacco di stupidate, ma è come le storie d'amore, quando ci si lascia c'è sempre qualcosa da dire. Quindi intanto Nico del Giudice si è fatto il suo campionato, ha portato la squadra quasi alla salvezza, che diciamo è quasi, la quota è quella, è quasi salva. Però che è successo con questo 2-2? Questo 2-2 comunque c'è un po' di polemiche, perché ci si lamenta di un arbitraggio. A noi non piace parlare sempre di queste cose, però devo dire che nel caso specifico, quello che mi interessa a me,
L'espulsione di Polito. L'espulsione di Giuseppe Intanto è Polito. stato fatto il 13° gol in campionato, tanto per giusto dire anche la cosa positiva. Allora, l'espulsione di Giuseppe Polito non era giusta, me l'hanno detto anche i ragazzi di Mazzara, ma non era, perché mentre Giuseppe stava ripartendo in contropiede, era stato trattenuto dalla maglia, lui ha tentato di liberarsi da questa trattenuta, l'arbitro fischia, Rosso? non è rosso diretto, quindi una cosa veramente ma la posso dire una cosa, può essere figlia di un episodio che era successo prima, nel senso che il pallone di Polito era stato intercettato dal direttore di gara che aveva portato la ripartenza dei canarini? Secondo me forse c'è stato durante la partita qualche parolina di secondo me, però l'arbitro non se la deve conservare, perché sei un farabuttello, quindi non gli devi fare queste cose, poi a mio figlioccio non lo devi buttare fuori, perché ora cosa dirai? Gomitata, e ora ci scrivono tipo la solita cosa. Non è vero, se in federazione qualcuno ci sta ascoltando, non è vero, quindi ci senta, non è vero, non ha detto Piero Gatto. Però Terranova si è andato a fare la partita. Terranova, salutiamo Nicola. Salutiamo Nicola Terranova, ancora complimenti per una stagione travagliata, però che con successo è riuscito a superare qualsiasi difficoltà. Come si superano queste difficoltà per un allenatore che comunque sia all'esordio praticamente una panchina così importante? Finalmente ci siamo sentiti, non ha neanche 3/4 d'ora fa, finalmente gli ho fatto i complimenti proprio a voce, perché non è facile, bisogna essere un allenatore bravi nel gestire il gruppo, saper tenere coesa. Come fanno da Inchettone ha rigenerato la cartuccia vitale della squadra. Da Inchettone. Ma perché prendi il materiale delle persone che... Qua, vedi dove? Inchettone. Ma abbiamo 10.000 quadrati. Ce ne frega. Quindi niente, è stato bravo veramente a fare questa popò di squadra che sta portando. Intenta, loro possono anche giocarsi il secondo posto. Materialmente sì, certo, a 1-2 sono in calo leggermente. Tra mille difficoltà, perché senza campo, senza niente, non hanno niente. Hanno soltanto un buon allenatore, un buon gruppo e un vecchietto lì davanti che ci fa i gol. Ma se io ti parlo della fase difensiva del Campofranco, tu che cosa mi dici? Allora, fase difensiva del Campofranco non va bene perché fa questo... Hanno preso un casino di gol secondo me questo 4-3-3 che fa il Campofranco non può essere fatto con le caratteristiche che hanno questi ottimi giocatori, perché avendo Minnone e Panepinto sugli esterni... Perché ti faccio la domanda? Perché si critica la difesa, ma è sbagliato criticare la difesa se non si parla di fase difensiva, perché anche ognuno... se onestamente ieri c'era una difesa un po', perché c'era Provenzano è venuto un infortunio, anzi bravo, complimenti a Provenzano che ha fatto una bella partita e nonostante ha giocato infortunato. Giovenco in mezzo che ha fatto una buona gara, però lui non è un centrale, quindi diciamo qualche centrale in panchina c'era mio figlioccio errante in panchina che non giochi, non ti fa giocare, e ha preferito Giovenco, che non è un centrale, lo ha messo in mezzo alla difesa, però io dico la colpa non la do, la responsabilità non la do alla linea proprio difensiva, però è una fase, noi lo diciamo già da un 4-5 settimane, che è proprio restivo, è proprio tutta la fase difensiva che non va bene, perché ripeto non c'è un buon filtro in mezzo al campo, perché abbiamo degli ottimi giocatori nella fase di impostazione, però a livello di difensivo lasciamo un po' a desiderare, perché Lonigo non ama tanto fare la fase di copertura. Serio lo conosciamo benissimo, manco il centrocampi, quindi sta facendo Serio gran gol al volo, bello, bellissimo, una perla di sinistra. Ma io questo non lo sapevo. Gioacchino, bellissimo, bravo. Gioacchino non è uno che comunque fa, non è neanche centrocampista, poi Panepinto e Polito, poi c'è Meschino, solo De Leo che si ammazza la vita, ma non può fare tutto De Leo, non puoi mettere in mano si carica tipo di eccessiva, quindi ci vuole enfisema polmonare a correre per tutto. O si fa più sacrifici in mezzo al campo per cercare di fare più filtro, oppure là dietro hanno problemi, puoi mettere chi vuoi là dietro, ma hanno problemi. Quindi, e in tutto questo un 2-2 che sta un chi po'... ci guadagna? Allora, chi ci guadagna? Secondo me il Mazzara ha fatto un ottimo risultato, anche se ha fatto un buon primo tempo, ha fatto un buon quarto d'ora dove avrebbe meritato qualcosina in più rispetto al Campofranco, però poi il Campofranco ha fatto vedere quello che sa fare, perché Campofranco, pure che ci vediamo domenica alle 2:30, chi gioca non lo so, venite voi, quelli ti fanno sempre un partitone, quindi hanno fatto veramente una bella
una bella partita. Poi quando è stato espulso alla fine il Politaccio, si è beccato il gol, e insomma questa squadra non sa difendere, all'ultimo, e come abbiamo visto col Camarat e con qualche altra partita, non sa difendere. Restivo, travagliamo sulla fase difensiva, perché sennò, anche perché adesso c'è San Giovanni Gemini e Marsala. San Giovanni Gemini domenica è una bella partita. Di chi stiamo parlando? Cioè, ha vinto di nuovo. Ha vinto di e nuovo. Ha vinto fuori. Hai vinto fuori. Ha vinto fuori. Ciao Sapì. Grande mister Lucio Sapia, che va a vincere su un campo difficile contro la squadra di Renato Maggio, che però aveva due assenti importanti, che mancavano Mangiapane, che lui definisce Renato uno dei difensori migliori. Se lo dice Renato. Uno dei giocatori migliori del campionato del Cene, soprattutto un grande avvenire, e il Flaco Giammanco aveva risolto un bel po' di partite con le sue incursioni. Tutto questo che succede però? Ci sono due episodi che questa partita la fanno girare così. Al 35esimo che succede? Che viene annullato un gol a Fabio Messina. E vabbè, tanto non ha fatto un male. No, perché ha raccolto un perfetto diagonale di Guastella che viene fermato a un presunto fuorigioco che, a quanto dicono, non che adesso c'era. Noi facciamo rivedere. Dove faccio? Bandierina. Fuorigioco. Ma effettivamente avete visto? Ci segnalano, dico, noi dobbiamo. Secondo voi era fuori gioco questo? Per la segnalazione, dico, bisogna chiedere, diciamo, successivamente. Comunque è una partita che si sono giocati fino alla fine, con diverse occasioni da una parte e dall'altra. In tutto questo però che succede? Che il terreno di gioco, mister, è beffardo, però Guastella stoppa sta palla, mette a un difensore, calcia, sta palla prende il terreno. Ma Guastella comunque e Pellitteri viene uccellato proprio in tutti i modi, perché è inutile, ho cercato 10.000 similitudini viene uccellato da questo pallone. Il campo bastardo, ovviamente, diciamo, è anche accammarato, non si è goduto di bel tempo. E questo è un punticino che comunque già Renato si incominciava a pregustare? Comunque cosa fa? È una vittoria che comunque intanto il Camarat insomma in questo punto ci contava, Renato sicuramente ci contava su questo punto e anche su qualcosa in più, però cosa serve? Servono questi 3 punti che abbiamo un Mussomeli a 34, si va a prendere la seconda piazza assieme alla San Cataldese e domenica abbiamo il partitone. Domenica c'è il partitone Mussomeli-Marsala. Ecco, questa è una bella prova del fuoco. No, però non dovuto andare prima, tu vai, non posso dire dopo. Vediamo. Non possiamo. Comunque complimenti a questo Mussomeli, che insomma arriverà secondo, terzo, quarto, qualsiasi cosa sia. Comunque sia una complimenti veramente a tutti, che saranno veramente una grande. Ricordiamo che comunque ha cambiato una squadra Mussomeli nel mercato di gennaio. Paceco Pro Favara. Ma quanto c'è una carta qua? Allora, parliamo. Ti sei appena, visto no, perché questo è un negozio, io impazzisco, perché io in altri posti ho lasciato miliardi. Qua c'hanno la carta per fotocopie, le RISM a 2,90. Cioè una RISM di 2,90. No, devono venire. A Inchettone, ricorso Finocchiara-Aprile. È bellissimo, dai. No, perciò tu no, ve lo dico, venite vero perché noi 128. Poi comunque sono impressione, avete tutte le coordinate. A chi servono queste cose veramente risparmiate. Tutte le società comunque necessitano, anche la federazione. Quindi Paceco Pro Favara. Paceco, mamma mia. Che cosa succede? C'è questa squadra che ha il Paceco, che ha questa squadra? Che manca Barbata, lo so. Anzi, salutiamo a Barbata così. Grande Pino Barbata, Pino Barbata, fammi trovare un po' di travaglio da Paceco, noi veniamo io e lui. Volentieri. Ti passiamo, compriamo i fogli qua. E li andiamo a stampare a 2,90 € e li vendiamo al comune di Paceco a 10 €, tanto se usa proprio per dare per essere politici pure noi. Esattamente, un'amministrazione controllata anche prossimamente per il comune di Paceco. Grattiamo tutto, giustamente, non so. Allora, Paceco Pro Favara, intanto una squadra straordinaria, questa è il Paceco, perché vince veramente che muovi, capito? Un'altra bella battaglia inaspettata, perché adesso diventa uccide le grandi il Paceco, perché ha fatto fuori la Parmonval, adesso
si è fatto fuori pure il Pro Favara. Mariano, ma che è successo, Mariano? Io non me l'aspettavo. Aspetta, il Lococo che il rigore... Lococo il rigore, dai. Aspetta, dai. che poi... Però, allora... dimmi. Doppio giallo al allora, è tutto questo, la partita del Paceco ti voglio parlare, perché questa partita, questa è provata Paceco, C'è una chiave di lettura un po'. C'è una chiave di lettura particolare. Cioè, quanti rigori sono stati chiesti e sono stati dati? Cioè, sono stati chiesti 7 rigori. Ne sono 3. 3 rigori? C'ho tutti questi rigori. Tutti fatti? No. Lococo gliel'ha tirato in braccio. Lococo, è proprio lui, Killer Instinct. Ma era sull'1-0. Sì. Sono 1-0, quindi vabbè, comunque dai, ora lasciamo stare per quello che riguarda l'andamento della partita, che comunque noi non le vediamo, quindi qualcuno dobbiamo stare sempre su quello che ci racconta, quindi evitiamo di entrare nei particolari, tranne che non abbiamo proprio dei dati di fatto di quelli giusti. Tra cui uno di questi è la doppietta in tutti i sensi di Lamia, perché ha fatto 2 gol e si è preso pure 2 gialli. 2 gol, 2 gialli e un'espulsione. Come proprio te la scrivi, la partita proprio te la segni. È la tua partita. Dico, che cosa volevi fare? Te l'arbitravi pure? Dai, ti buttavi fuori, tu ti ammonivi e tu ti capi fuori. E quindi niente, dai, ragazzi, allora ha fatto veramente una grande impresa. Però io voglio tirare le orecchie al Longo, perché Longo, dai, io dico per giocare a Paceco. Cioè il Paceco è di una striscia positiva, sta giocando bene. Te l'abbiamo detto, ma tu ti dai i puntate nostre, no? Perché se non te li guardi, guarda che sei a mare. Sei a mare. Sei a mare totale. Ti facciamo informato su tutto, abbiamo parlato ampiamente del Paceco contro la Parma. Il Paceco vai là e che fai? Non aspettare che ne fanno un gol. Ma proprio niente, nel senso tipo male, io non riesco a capire. Tiriamo, ne approfittiamo, glielo diamo. Sì, la zona di scolpa. Allora metti in zona di scolpa, dai, glielo mettiamo così. A vola. Zona di scolpa chi? Toti Longo. Ciao, Baffo. Defunto. Allora, quindi te lo sei meritato, no? Questa volta diciamo hai toppato. Questa volta il Paceco dai, si è preso questa un gran cammino. Veramente. In tutto questo ricordiamo tanto i numeri, è il 9º risultato utile consecutivo, 5 vittorie e 4 pareggi della gestione Mazzara, che è il terzo allenatore cambiato in stagione. E dico, mi sa che qua soltanto chapeau bisogna fare a questa gestione. No, io levo il cappello. Ho levato il cappello, tanto di cappello. Cosa abbiamo adesso? Chapeau alla gestione. In tutto questo abbiamo Riviera Ma. Là, Pietro. È un po' forte, Pietro troppo forte, dai. Pietro Lala, non era buono Pietro Lala. Ma perché dobbiamo fare? Non era buono Pietro Lala. E possiamo poi parlare. Comunque al 30esimo, tanto per chi lo volesse sapere, Lala ha preso questa palla, si è fatto una di quelle percussioni tipo Speedy Gonzales. Tutte cose lui a fare. Fa tutte cose lui. Infatti ha fatto il gol. Ha salutato, si è applaudito si è applaudito, si è fatto la doccia, tu in c'era che mi fare, vabbè, l'arbitro ancora tipo doveva fischiare il calcio. Ancora l'arbitro, ma chi succede? Non ne capiamo niente. Comunque grande Lala, e comunque Ciccio Danuto, una gran partita, bella vittoria. Questo forse è il quinto risultato utile che riesce a tirare fuori. Stiamo incominciando veramente a prendere delle soddisfazioni, a riprendere forma più che altro, dai, perché onestamente la situazione era clamorosa. Il Riviera Marmi per fortuna ha fatto qualche risultato, perché sennò a quest'ora non è finita, che a 29 abbiamo detto la settimana scorsa non si può stare tranquilli, quindi stiamo servono una decina di punti io dico di più, se tu vuoi uscire fuori dai playout, io dico che ma questa volta nei playout ma questa, guarda, l'ultima posto proprio la prima dei playout secondo me deve superare i 40 punti, quindi fate un conto, pensateci voi, però quindi bisogna. L'anno scorso col panettone dei 40 punti 3 scuole e quest'anno 40 punti secondo me quest'anno 40 punti non bastano, guarda, perché la quota si è alzata, quindi siamo attenti qui quelle due squadre che secondo me Camarat e Riviera Marmi adesso ha segnato Romeo ha segnato, perché Romeo quest'anno sta facendo un ottimo campionato, quindi niente, il Ribera è messo lì per uscire fuori, per resuscitare. Infatti c'è scritto vieni fuori Ribera, vieni certo fuori. Sono 26 punti, ma a 26 punti è in buona compagnia, dell'Alcamo.
diciamo dell'Alcamo, c'è stato questo illusorio vantaggio iniziale da parte di Gambino e poi niente, sciluffo show. Ma l'Alcamo, ragazzi, ad Alcamo sono preoccupati e giustamente, perché oltre al fatto della rimonta subita dalla San Cataldese, qua c'è una squadra che ha fatto vedere quello che si è visto in altre occasioni, cioè ritmi equivalenti allo 0, quindi morte totale, palloni buttati a casaccio. La San Cataldese, come abbiamo visto e conosciamo, messa meglio in campo, che poi appena è stata offesa dal gol fatto sulla partita. Ora ci torniamo a Dico, Antonello, scusami. Se no, li hai contati quanti spettatori c'erano? 100, una centinaia. 100. Ma che giocate al Catella non si può giocare, non si può giocare, quindi andate a casa, vedete, vi mettete la giocata di sabato a Castellammare, c'è un campo favoloso e giocatevi là, se 4 partite vi salvate. Al Catella retrocedete. Sì, ma infatti Antonello, dai, per favore, non si può giocare là, quindi tanto sono 100 cristiani, non è che perdiamo l'incasso di 10.000 persone, 100 compreso gli ospiti, con essere 30, quindi alla fine erano 30, la questura ha dichiarato 100. Quindi alla fine non è che la società perde tutto questo incasso, andate a Castellammare, c'è un impianto meraviglioso, voi siete una squadra tecnica. Non potete giocare al Catella, non si può giocare o pallone andare. Nulla togliendo alla San Cataldese che sta facendo un campionato strepitoso. Mi sento a farci complimenti alla San Cataldese. Si è andato a prendere il secondo, poi Picciotti San Cataldese, seconda piazza, quindi insieme al Bussomeli. Quindi... Io volevo fare comunque sia un in bocca al lupo a Ilario, che è stato protagonista di... Ilario è brutto. Ilario. Una giornata Ilaria. Ilario è un ottimo portiere. Sì, però ieri c'era un buco nelle gambe che praticamente non sei stato bello, sei stato Ilario. Proprio Ilario in tutti i sensi. Ilario... Però rimane sempre un grande portiere, quindi ieri non è stata una tua giornata, però ripeto, ragazzi, il miracolo è dei Marcenò, sta squadra è seconda. È seconda. Una squadra costruita con volontà per divertirsi. Però i numeri, io ho letto nel giornale, non si vedevano i numeri. Io faccio non si vedevano i numeri, vero? Maglietta rosso verde, che colore sono i numeri? Non si vedono, quindi cambiate i numeri delle maglie perché si sono lamentati. Non si vedevano, dicevo, dalla tribuna. Sì, no, che sapete dirci parole? Che numero è? Numero non si capisce. Quindi dai. Allora, i complimenti già li abbiamo fatti, giusto? Al Marsala. Però che succede? No, però dobbiamo anche... intanto dobbiamo dire una cosa. Voi sapete, noi siamo amici. Perché ti metti il davanti? Sei enorme. No. Mettiti qua, accanto a me. Così. Abbracciati, sotto sei. Allora, intanto gli amici di Marsala... Intanto voglio dire grazie al presidente Vinci, perché con la sua solita signorilità sta mettendo una pezza in una falla che ancora non si è chiusa all'interno della tifoseria marsalese. Ti piace come? Finché la pezza è messa sulla falla me la coma, la falla nella pezza no. Allora, però scusate, a Marsala che va a fare? Che dobbiamo fare? Ormai stiamo vincendo il campionato. Stiamo vincendo il campionato. Stiamo vincendo. È finito il campionato. Ragazzi, il campionato è finito. Però vi dico una cosa, quindi a tutti gli amici. Io capisco che a San Giovanni non ci andate mai più, però dai. Però a Matteo, tutti quegli amici che abbiamo lì. Cioè non si può per 30 cretini, 30 scemoneti rovinare l'immagine di una città, ragazzi, lo dovete smettere perché sennò pallone non ne fate. Non fate calcio. Ma dicono, non possiamo in Serie D. Ma allora, intanto voi siete il Marsala Calcio. E il Marsala Calcio non si può permettere il Marsala Calcio non si può permettere queste buffonate. Buffonate incredibili. Buffonate. Una dirigenza che veramente, infatti io ho parlato con i ragazzi di San Giovanni, ho detto guarda, i dirigenti, il presidente, tutti ospitalità alla grande. Però Picciotti non si può, gente andare al ristorante che cercava palmiteri, picchina vuota, si parlava, si è comportato male. Ma che sapete per la pietra, ragazzi?
2015, Feniero, a Palermo manco c'è più il calcio a Palermo, quindi figurati. Siamo andati oltre. Ormai il calcio l'abbiamo eliminato. Però voi siete il Marsala Calcio, Presidente Vinci, ce lo spiegasse buono, perché l'immagine. Li surgeli. Questi gente mettono una macchina, gli scafazza e fa 4 cose. Li surgeliamo, li facciamo diventare gelati. Ma che cos'è? Ma comunque, allora. Peppe Caruso, un appello a te che sei amico nostro e sei un edicolante, perché tu sei come noi. Figlio dell'edico. Quindi vediamo che dobbiamo fare, Peppe, perché così che immagine stiamo dando. Vabbè, l'articolo Peppe l'ha fatto, però dico, non l'ho letto io. Non l'hai letto? Non l'ho letto io. L'ho letto io. Quindi, l'articolo Peppe l'ha fatto. Però, anche perché abbiamo un allenatore come Rosario Pergolizzi che insomma a queste cose ci tiene. Ma ci mancherebbe altro. Quindi dai, smettiamola. Torniamo alla partita. La partita, intanto il San Giovanni ha dato dimostrazione che non deve stare in quella posizione. Quindi questa è una squadra che se l'è giocata fino all'ultimo. Ha perso risicato, anche se ci sono state diverse occasioni. Sì. Però quando tu di fronte a un giocatore come Ricco Bono che si va di niente, fa dei numeri di altra categoria. Vabbè, quando ci sono in campo in questo campionato, quando ci sono in campo o Ricco Bono o Mariano o Polito, penso che la magia è dietro l'angolo, no? Si può dire? Questi ragazzi devi seguirli. Questo girone 4 buoni ci sono, però dico il San Giovanni sarebbe andato a giocare e ha fatto pigliare un bello spavento anche agli amici di Marsala. Però questo cosa vuol dire? Ragazzi, amici di San Giovanni, questo significa che comunque quella posizione noi la dobbiamo lasciare il più presto possibile, perché è vergognosa. È vergognosa, avete veramente una bella squadra, avete dimostrato anche ieri, quindi niente, basta. Quindi Peppe, mi raccomando, vediamoci sullo scorso, si tenta cosone, mandiamole a casa. E surgeliamo i cretini, anzi lancio l'hashtag surgeliamo i cretini. Allora, io ricordo che il casino fatto con la Palmoball 2 anni fa è stata colpa di 30 stupidi, perché lo stadio era pieno. Sì, infatti, lo so. Era pieno di persone per bene, a Marsala sono tutte persone per bene, picca i cretini. Però ci sono. Però si picca che non abile, cosa, giusto? Forza Marsala, bravi, complimenti sempre. Piero, ma che ha fatto il Mutolone? Aspetta che vengo. Che ha fatto? Il Mutolone ha perso. Come? Ha perso. Ma perché? Come ha perso? Col Via Grande. Ma col Via Grande te perché è detersivo. Ma infatti mi sembra Via Calle, Via Grande. Via Calle. No, comunque a perso, che potremmo vincere sempre. Dopo un anno e mezzo di vittorie, anche il Mutolone dai, comunque ci può stare, dai, ci sta, perché comunque il Via Grande comunque insomma. Intanto al solito campo indegno, ho visto. Tipo. No, non parliamo di queste cose. Ci sta perché il Via Grande non è granché, il Via Grande. Non è granché, picciotti. Allora, ci sono tanti ma comunque. Ragazzi, non si doveva perdere. Io dico soltanto una cosa, per cercare di trovare un po' di ritrovare quello che è il calcio che noi conosciamo del nostro buon Mutolone, dobbiamo avere pazienza, anche se già qualcosa si vede, però ancora è presto. Poi ha incontrato anche dice, i campi. Noi ci lamentiamo dei campi del girone A, Picciotti, vedi che i campi da Banna non si può notare. No, è inguardabile. Sono delle foto impressionanti. Ma anche quello di Castelbuono è inguardabile, quindi bisogna capire che bisogna fare di necessità virtù, quindi giocare con quello che si ha. La squadra del Castelbuonese è forte, giustamente, giustamente ci sono delle cosette che vanno aggiustate, però ci vuole tempo, però il campionato non ce lo concede. E appunto per questo io dico, non mi aspettavo questo tipo di... ma ci sono anche gli avversari, quindi le cavolate si fanno, c'è stata fatta qualche piccola cavolata che va aggiustata, comunque le sconfitte servono per che cosa?
per crescere. Per crescere. Quindi questa sconfitta la si prende con insomma, senza fare tragedie. Si sono individuati dove sono i problemi, quindi si farà bene domenica. Niente, poi per il resto il campionato non dice nulla. No, ragazzi, onestamente noi sapete siamo nettamente schierati per questo campionato dell'eccellenza B e non possiamo fare altrimenti, ovviamente, dico, se non sperare in un vincente andata, un vincente, diciamo, percorso nei playoff. Però playoff no, playoff dobbiamo giocare in casa, sono playoff secondi, terzi, dai, terzo posto, dai. Intanto un grande saluto al nostro compagno di avventure che è stato martedì con noi, ospite da Andrea Quanno. Quindi chi stiamo parlando? Di Turano! Ah, il dirigente! No, il difensore! Ma perché ancora la giocatura? Dai, si diverte! Ciao, bello! Abbiamo promesso che salutavamo. Senti, portierone, io ti ho visto con la Juniores. Dobbiamo crescere, io ce la metto tutta, vero? Abbiamo preso 3-4 pappine, non lo so quanto ha preso. Vabbè, comunque giocava contro la Palma, il capolista. Il portierone deve... Che hanno fatto? Hanno perso con la Folgore. Vabbè, con la Folgore, dai, ci può stare. Dai, non era semplice. Stiamo parlando della promozione. Girone A, ovviamente, in questo momento approfondimento su Girone A. Che succede? Che Accademia Empedoclina fa 4 pappine al Salemi e l'Audace Partinico Borgetto di mister Vassallo Vassalletto ha perso 2-1 contro l'Aragona. L'Aragona uno si ci affeziona. Giustamente. 2-1 con l'Aragona. Il Città di Carini di mister Gigi Prestigiacomo pareggia 1-1 col Casteltermini. Vabbè, dai, comunque è un punto 18, qua abbiamo 15 Sciacca, 18 Città di Carini, 18 Partinico, 19 Favignana. Piano piano. Mi hanno detto che hanno giocato. E Favignana ha una partita in meno. Ma noi vediamo, noi siamo sempre con te, Gigi. Vediamo che dobbiamo fare. E poi che cosa c'è? La Libertas vince 2-1 alla Borgata Terranova, Ligni Trapani 3, Delfini 1. Ma i Delfini sono in caduta libera. 22 siamo a te, mica, andate qua, non scriviamo, parlavamo di playoff, siamo attenti. 22 punti. 3-1, 22 punti. Siamo attenti, ragazzi, non si può scherzare, però qualcosa sarà successo, perché già 4 partite che non lo so, da quando è che al girone di ritorno comunque è successo qualcosa. Non lo so, non so. Intanto colgo l'occasione per fare gli auguri a Roberto De Gregorio, che adesso fa il medico dei Delfini. Perciò tutto malato. Tutti malati, per questo. Poi passando al girone B, diciamo che la partita del CUS è stata sospesa perché il campo era con l'iniziativa, c'è stata l'iniziativa di rinviare la partita perché il campo era indecoroso, non si poteva giocare. Il Rocca 1-1, assurdo. Attenzione perché adesso è capoclassifica il Castelbuono di Paolo Scalia e vince 3-0 con la Stefanese di Mirko Spataro. Mirko, è qua dietro, ti immagini? Mirko, che salutiamo, Mirko Spataro, però la squadra un po' tutta rattoppata, che hanno squalificato a tutti. Antonio Putto qua, tutte squalificate. Però ha dei problemini, quindi questo 3-0 contro lo squadrone di Paolo ci sta tutto. Comunque ha una partita in meno il Castelbuono. Il Rocca ha una partita in meno, quindi sulla carta potrebbe essere sempre, no, intanto è prima, il Castelbuono è primo e quindi bisogna adesso è tutto da giocare, perché il Rocca comunque deve andare a Castelbuono a giocare, quindi ma il recupero che cosa ha fatto il Castelbuono? Ha pareggiato contro il CUS, non è stata una bella partita. Qui devo rimproverare Paolo, perché Paolo tu te l'avevi giocata, aveva vinto questa partita, nonostante comunque ha incontrato una grande squadra, perché il CUS quest'anno il Monreal CUS, perché il CUS di Monreale, esatto, il CUS di Monreale, che è tutta la squadra del Monreale dell'anno scorso, quest'anno è nel CUS, infatti sta facendo di nuovo bene come l'anno scorso ha fatto con Sergio Maggio, che salutiamo. A proposito, guarda che il figlio di Maggio è alla Castelbonese, quindi facciamo un po'. Ragazzi, ieri non c'era, quindi si è sentita la ma che cose che hai stampate nella memoria, tutto stampato. E ovviamente stampato perché siamo, ricordiamo, da Ink e Toner, i professionisti
per la stampa. Veramente 18 no, venite, no, non sto scherzando, non è pubblicità. No, non è pubblicità. Allora voi venite qua in Corso Finocchiara Pina. Corso Finocchiara Pina, proprio all'inizio del corso Finocchiara, prima di Nino Ballerino. Esattamente. Prima venite e poi vi mangiamo un panino di Nino Ballerino. Così. Tanto per le galline. La facciamo tutta. Veramente sono dei pezzi eccezionali. E poi hanno tutte le ricariche del mondo. Dice, io mi sento un po' come io te le carico. Hanno una macchina, che la vuoi fare vedere stamattina? No, già ci sarà l'inquadratura. Hanno una macchina proprio iniezione, serigne, fanno cose paurose. Esperimenti incredibili, tutto questo. Ringraziamo appunto, ricordavo la stampa perché hai le cose stampate nella memoria. Oh, ma può venire. E per l'edicola di Mister Piero Gatto e Salvo Sorci. Ci vediamo a lunedì prossimo. Saluti e mi raccomando, baci soltanto se ci seguite però. Salve ragazzi, benvenuto a Piero Sacci di Piero Sorci.